Buongiorno a tutti, 5 maggio 1821, gran giorno di festa per tutti i veneziani non giacobini. E fu, anche Manzoni scrisse un'ode a Napoleone, con la premessa che l'ardua sentenza sul suo operato sarebbe aspettata ai posteri. Sono passati ben 201 anni. I posteri veneziani, non italo-giacobini, ben sanno che fu colui che nel 1797 dichiarò la guerra allo Stato Veneto, allora neutrale. Fu colui che uccise a tradimento 60.000 veneti, depredò mezzo Veneto, ha demolito ben 60 chiese a Venezia e ha distrutto la flotta dell'Arsenale e il Bucintoro. E fu colui che ha liquefatto gran parte dell'oro del tesoro di San Marco per pagare i suoi soldati, colui che ha soppresso 400 scuole dei mestieri di Venezia, rubato migliaia d'opere d'arte e migliaia di dipinti, colui che ha fatto scalpellare migliaia di immagini marmoree di leoni marciani, colui che ha compiuto un vero e proprio genocidio culturale e ordinò di uccidere chiunque avesse pronunciato la parola Viva San Marco. Oggi, 5 maggio 2022, l'associazione culturale Viva San Marco si ritrova per commemorare la data della morte di Napoleone e in qualità di posteri possiamo sicuramente permetterci di emettere una nostra ardua sentenza. Egli fu un infame invasore, un traditore, un ladro, un distruttore, uno sciacallo, peggio di un Attila, come lui stesso si definì. Oggi, gran giorno de festa, è morto Napoleone, l'infame Porseo. Viva San Marco! Viva San Marco! San Marco! Per terra e per Marco! San Marco! Per terra e per Marco! San Marco! San Marco! Molto bene. Non credo, aspetta un attimo. Aspetta, Vabbè, dai, anche